Carissime amiche e carissimi amici, siamo di nuovo al Museo del Calcio Siciliano di Nordogna e San Piero Niceto. Dopo un'assenza di qualche mese per impegni lavorativi, siamo di nuovo qua in Nordogna e sempre con ospiti illustri che ora ci presenterà. Nino, ci scusiamo per le mancanze di questo mese, però gli ospiti non sono mancati, no? Sì, è come 15 giorni fa mi hanno fatto visita ex giocatori della Tiger del Polo, che hanno festeggiato i suoi 50 anni della società della Tiger con Dino Bandiera, Nino Calderoni, Salvatore Cicero, Muscarà e Indaino della Tiger del Polo. Quindi gli ospiti, anche se siamo mancati noi, dicevo TV Web, gli ospiti non sono mancati. I Sì. cimeli sono arrivati sempre. Sì, mi hanno portato la maglietta del 50° anno della fondazione della Tiger del Polo. E qualcun altro pare è venuto pure che Mister Caruso, se non sbaglio. Sì, poi il mister Caruso, malgrado i suoi 88 anni, è stata una gioia per me e pure per lui. E poi Salvatore Carcagno mi ha fatto pure visite. Lui di mattina e poi pomeriggio Salvatore Carcagno con Nuccio D'Ascola, ex giocatore della Spataforesi. Purtroppo non ci siamo potuti essere. Però andiamo a oggi. Che ospite abbiamo, Nino? Oggi ho un ex compagno, giocavamo terzino destro e terzino sinistro nel Giammoro, negli anni 60, con Ernesto Antonazzo. Poi Poi un altro compagno pure di squadra nel Torregrotta e nel Pellegrino, Pasqualino Amico, di nuovo e di fatto. e poi l'altro. Lui non mi ricordo il cognome, però non è giocatore, però un grande amico. Si presenti, Io sono visto? solo un ospite e non ho mai giocato a pallone, Nino Monti sono un sanitario. Mi ha fatto piacere conoscere Sì. questo museo del calcio. Grazie. Iniziamo con il signor Antonazzo allora. Buongiorno, è sempre un piacere trovare Nino, anche se noi già non siamo giovanotti di altri tempi, così come lo siamo stati anche nel calcio. E una volta non era il calcio, ma si parlava solo di calcio, chi ne dava di più. Lui è stato un maestro, ha avuto un passato. Ha avuto un passato glorioso, ha continuato sempre a giocare, che ha fatto piacere alla nostra comunità. Oggi ha realizzato quello che nessuno di noi poteva pensare che lui potesse riuscire in questo. Ha creato veramente un piccolo spazio, in un piccolo spazio, un grande ricordo. Il ricordo di molti di noi quando siamo stati ragazzi, meno professionisti che girano i campetti di oggi, perché noi purtroppo giocavamo nelle piazzette antistanti le chiese, magari in piccoli campi improvvisati, ma l'amore per il calcio era così forte che ci ha fatto sempre innamorare e continua a farci innamorare, perché molti di noi frequentiamo ancora tutt'oggi i campi di calcio, quelli veri, per vedere tanti bambini, tanti ragazzi che magari socializzano in modo diverso da quello che era la nostra socializzazione nei tempi quando ancora questa parola era un po' meno conosciuta. Trovare Nino è sempre un piacere. Lo si vede sorridente, in mezzo a tutte le sue cose, e quindi già per chiunque esso sia o compagno di giochi come me, non compagno di squadra, perché diciamo squadre è una parola un pochino più grande, però è sempre un piacere, dai. Bravo Nino. Grazie. Qualche ricordo di Rondone calciatore, a parte i calci, qualche aneddoto, qualcosina. Bene. Aneddoti ce ne sono. Se avessimo a contare. Beh, noi di racconti veri ne avremmo tanti. E qua tutte le volte che ci incontriamo ci ricordiamo un episodio di un evento sportivo a Lipari. Un amico non comune, perché faceva parte della squadra ospite, in un'azione di calcio d'angolo mi ha dato un piccolo morso nella mano
con 3 punti. Però poi lui magari nell'ambito del gioco ne ha avuti 6, quindi noi Campioni. e questo fatto ce lo raccontiamo tanto per ridere, dico, per dire per ricordare le nostre piccole cose. E come carriera, a parte la squadra di Giammoro, qualche altre Va squadre? bene, abbiamo giochicchiato nelle squadre Torrecrotta, Giammoro, che E poi i tornei pure estivi. i tornei estivi. Adesso Si giocava sempre. C'era il campanarismo fra Semperniceto e Torrecrotta, Monforte. Queste erano belle sfide. i vari Persenuccio, sì. va bene, diciamo, erano episodi che che oggi ci fanno sorridere, magari era un altro modo di trascorrere la domenica con gli amici, perché poi tra le altre cose, a prescindere, la partita finiva e gli amici restano sempre. È quella cosa più importante. È la cosa più importante, certo, così come lo è pure oggi. E che Però- dovrebbe essere soprattutto oggi. Per oggi c'è un abisso fra il calcio praticato da voi e quello moderno. C'è un abisso, vedo. No, a prescindere come tutte le cose che vanno a modernarsi nel tempo, le tecniche, le possibilità di giocare in campi di calcio, diciamo, prima di giocare a calcio, Nino se lo ricorda, dovevamo raccogliere le pietre se volevi giocare. Se non raccoglievi le pietre non giocavi, perché era qualcuno che non era interessato alla squadra, che non voleva partecipare a le necessità del momento. Oggi nessun ragazzo raccoglie più le pietre nel campo, anzi il ragazzo oggi cerca 2 scarpe diverse, una gialla e una rossa, una per il piede destro e una per il piede sinistro, perché il compagno non lo deve guardare in faccia, lo deve guardare Nelle scarpe. deve guardare a terra e riconoscere il colore delle scarpe. E questa è la differenza tutt'oggi, che ci sono i grandi campioni del giorno e la notte invece non ci sono più. Una volta, quando giocavamo noi, chi era un campione e che sapeva stare nel campo, lo stava di mattina, di pomeriggio e la sera, e soprattutto stava insieme agli altri. Infatti, questa è una grande differenza rispetto al calcio di una volta. Una volta si giocava più per passione, per amore. L'amore della maglia del proprio paese era viscerale. Sì. Oggi è una cosa effimera. E Purtroppo, questo purtroppo lo vediamo anche e soprattutto nelle grandi squadre di calcio, che vediamo fatti e misfatti che l'osservatore attento non digerisce e non capisce. Scusatemi il bisticcio No, delle è parole, giusto, perché è la sacrosanta verità. Specialmente perché ha vissuto quelle epoche. non sono sopportabili né le scelte né le modalità con le quali vengono fatte. Purtroppo Ok? sì. Ora facciamo parlare Nino, che visto e considerato che lui Aspetta. Nino, vuoi aggiungere qualcosina su signor Antonazzo? Ha detto tutto lui, ha detto la sacra santa verità, come era il calcio di una volta. Passiamo al signor Pasquale, amico. Amico. Presentalo Nino in maniera Un ufficiale. grande amico. Lui, suo fratello, pure amico. Ha giocato a calcio con lui o? Sì, sì. No, con lui sì. Quando era con lui c'è un campionato, qui c'è. Sì, Sì. diciamo, mi permetto di intervenire io, buongiorno a tutti, sono Pasquale Amico, grazie innanzitutto a Nino Donia dell'invito che mi fa da un anno, e io per tantissimi motivi non sono stato mai presente, ma oggi ho colto l'occasione che c'era pure mio zio, il ragioniere Antonazzo, che compagni di scuola, di calcio ai tempi quando io ero ragazzino e li vedevo, ricordo bene, nel campo a Torrecrotta, nel fiume, quando c'era il campo sotto il ponte di Cardà. Noi eravamo ragazzini, io giocavo nella squadra dei ragazzi e vedevo questi baldi giovanotti lottare nel campo, di cui per noi ragazzini erano un esempio
perché la grinta che mettevano nel calcio, la grinta che mettevano per i calori del paese, anche se Nino è di San Perniceto, ma io ricordo i trascorsi di calcio a Torre Grotta, che era veramente come se fosse di Torre Grotta, insieme a Ernesto Antonazzo, mio zio, e tantissimi altri amici che io incontro sempre e che ricordo con piacere. Con Nino ho avuto un trascorso, lui da allenatore, quando io tiravo calci al pallone, non giocavo a calcio perché è differente. Ho iniziato a Pellegrino, abbiamo fatto 2 anni, se non ricordo male, a Pellegrino, dove abbiamo lottato con i denti sia la permanenza in categoria e sia per fare un ottimo campionato. Ricordo con piacere un aneddoto che ce lo diciamo sempre, che vincevamo una partita 3-1, se non ricordo male, contro il Saponare, dovevamo necessariamente salvarci, fare il risultato. Alla fine purtroppo poi ci siamo sempre salvati, se non ricordo male, però abbiamo perso la partita e l'ultimo gol che abbiamo perso 4-3, Nino Donia, che era l'allenatore, di istinto si è buttato in una pozzanghera d'acqua. Ricordo sta cosa, ce lo ricordiamo sempre con enorme piacere, perché metteva, oltre a quando era calciatore, come dicevo prima, la grinta nel campo, la metteva anche come allenatore ed era qualcosa di eccezionale per noi, sempre un punto di riferimento e un punto importante. Poi invece l'ho avuto con enorme piacere quando si è ripartito la S Torre Grotta, sempre come allenatore. Abbiamo condiviso, anche lui ha fatto alcune partite quando abbiamo vinto il campionato, se non ricordo male 87-88, se non ricordo male, un campionato di terza categoria a Torre Grotta. 88-89. 88, ecco sì, 88, ecco, mi corregge che magari 88-89 abbiamo vinto un campionato splendido veramente, perché abbiamo vinto tutte le partite, lui era l'allenatore ed era quello che veramente ci caricava tutte le partite affinché abbiamo coronato il nostro obiettivo e il nostro sogno. Questa è una delle cose, diciamo, l'ho avuto sempre da allenatore, perché lui è un vecchietto, io sono ancora giovane, quindi non abbiamo giocato tranne qualche partita insieme, però torno a rivedere, è sempre stata una persona, per me sempre di grande rispetto, una persona che merita rispetto, è una persona che, dove ci incontriamo, abbiamo avuto sempre un rapporto eccezionale, quindi oggi lo ringrazio ancora per l'ennesima volta dell'invito che lui mi ha fatto, e oggi ne ho approfittato per essere qui presente. Grazie Nino. Grazie. Oltre Pellegrino e Torre Grotta, altre squadre in cui hai militato? Ma ho giocato un anno nell'Orsa Barcellona, ho fatto un anno nella Roccesa ai tempi del presidente Fabrizio Duca, però poi lo salutiamo con enorme piacere, perché ha portato veramente il calcio roccese, sempre lui negli anni, alto, con la sua persona squisita che è. E poi ho fatto per tantissimi anni, ho giocato a Torre Grotta, dalla trafila dei giovanissimi, dei ragazzini, dei giovanili, l'Under 20, ricordo ero militare e andavo a fare le partite il mercoledì di Under 20 con tantissimi altri amici, che ancora oggi ogni tanto ci passiamo il tempo a fare qualche partita, non più adesso, ma dico negli anni passati. Quindi questo. Poi ho fatto per qualcosa come 13-14 anni il dirigente a Torre Grotta, e poi niente, poi ci siamo passati il tempo con le squadrette del CSI, con alcuni amici che giocavamo a calcio, e poi ci siamo ritrovati a fare le partitelle domenicali e a vincere pure dei campionati di CSI. Questo un pochino quella è stata la mia sintesi e la mia storia di tirare calcio al pallone, che è diverso. Però molto intensa, direi molto intensa. Sì. La partita che ricordi con maggior... Una partita che ricordo con enorme piacere è una partita alle Masse, che sì, la partita alle Masse, che è stata quella, era che ci ha dato lo slancio e l'input per vincere il campionato. Era una partita proprio bloccata sullo 0-0,
il suo campo, fece da Cammelo Pulito. Mi ricordo che eravamo, allora c'era Andrea Mangraviti, che saluto con molto piacere, anche lui un arcigno difensore, e il mister Nino Donia fa un cambio e fa entrare un nostro amico calciatore che era Carmelo Polito. Un giornalista, sì, un suo collega. Non sono un giornalista, io ringrazio Nino, ma io passa tempo. Carmelo Polito, che con la sua dinamicità è riuscito poi a sbloccare la partita, e da lì ci ha dato l'input per andare a vincere il campionato con veramente Una partita difficile, pure l'ambiente era un po' difficile, il contesto non c'era un difficile. campo recintato allora. Assolutamente, io ricordo tranne il nostro campo, noi andavamo a giocare nei campi veramente di terra battute, dove quando pioveva era un pantano che più che un calcio, però erano quelli tempi, e quelli ci siamo fatte le ossa e pure le gambe, perché arrivavamo a casa veramente sempre con graffi e cose varie che davano i segni della partita. Ed è il vero calcio. È il vero calcio, quello che poi ricordo le partite quando andavamo a giocare a Barcellona, quando giocavamo, che erano partite arcigne, partite che veramente ci davano. Quando si andava al Libro. Poi quando andavamo al Libro erano proprio. Era un'avventura, sapevamo che come partivamo, non sapevamo mai come tornavamo. Specialmente l'arbitro. Queste sono state veramente le dinamicità. Tutto sommato era bello. Sì, era sicuramente un calcio totalmente diverso di oggi, perché magari oggi si arriva in campo, come mi allaccio al discorso di mio zio, dicendo che magari oggi si guarda più alla forma, al vestito che tu hai. Io ricordo giocavamo, ci illucidavamo le scarpe con la vernice nera per farci capire che le scarpe erano più nuove, ma poi erano tutte bucate, perché purtroppo le società allora non ci davano le scarpe, ce le dovevamo comprare. Raccoglievamo noi, mi ricordo sempre tornare ai vecchi tempi, all'inizio quando io ho iniziato da ragazzino e poi qualche partita fatta là, quando cadeva il pallone nel fiume che scorreva dovevamo andare a rincorrerlo a prendere il pallone. E io non è che queste sono un po' le cose che ricordo sempre con enorme piacere, e ancora altrettanto piacere quando ci incontriamo con Nino Donia e con tutti gli altri amici. Abbiamo condiviso dei passati calcistici veramente dei bei ricordi. Un'ultima domanda sul Torregrotta attuale. Visto che sei stato dirigente per molti anni, il Torregrotta attuale sta cercando di risalire già in prima categoria dopo essere partito dalla terza categoria. Sì, il Torregrotta, devo dire che gli anni d'oro del presidente Sindoni sono stati una storia per tutti, dove il presidente ha fatto veramente grandi sacrifici, dove ha portato la squadra sino, se non ricordo male, all'eccellenza. E quindi poi ovviamente, come tutte le cose, hanno la sua storia, hanno un inizio e una fine. Il presidente Sindoni ha deciso di mettersi da parte, ha dato la società a questi nuovi ragazzi, a questa nuova società, che devo dire negli anni stanno facendo bene, partendo da quello che è, secondo me, fondamentale, il settore giovanile, di cui hanno fatto un'affiliazione alla C Monza, al Monza Calcio, quindi anche questo stanno facendo, Leo Saia, che è stato il promotore di questo, e ancora oggi ci sono alcuni amici o ragazzi che, diciamo, coetanei di mio figlio, che giocano nel Torregrotta e che stanno facendo bene. Certo, quest'anno sono partiti un po' in sordina, però io sono certo e sicuro che il Torregrotta farà un ottimo campionato. Io lo auguriamo a tutto il cuore, sicuramente perché sì, sono perché anche degli amici, stanno facendo sacrifici, e degli amici veramente che meritano tutto il rispetto calcistico e il rispetto di persone e l'impegno che ci mettono. Perché inoltre è una delle poche squadre del comprensorio, perché c'è Torregrotta, Monforte e poi Valle del Mela, se non Valle del ricordo. Mela è promozione, però poi per il resto sapete, abbiamo il campo, dopo tanto, ma non abbiamo più squadra. Non ci sono più squadre. Quindi, Che che ne pensa di questa bella intervista? Mi ha fatto piacere essere presente. Chiaramente la cosa che ti viene subito in mente è la differenza non del calcio
come hanno ampiamente illustrato loro, tra il passato e il presente. Ma secondo me la malizia che c'è ora nel calcio, perché forse allora si picchiava di più, ma era una cosa naturale. Adesso invece no, è particolare. Io ricordo sempre un episodio, perché non ho mai giocato a calcio, però partecipavo, e ricordo benissimo il campo, fiume o torrente, Torre Grotta, sotto il ponte dove si giocava. E chiaramente tutto il discorso dell'arbitro, tipo adesso ti alza subito il cartellino, ti butta fuori. Allora i tempi erano diversi, ma c'erano anche altri episodi, perché non c'era Sky, non c'era DAZN, Sì. non c'erano tutti questi film. Allora che cos'era la domenica? La domenica era quell'incontro diverso, anche se tu non eri un calciatore, perché dici io vado a vedermi la partita, non so quello che succede. E in questo episodio che ho visto, Santino Paccio, voi lo ricordate? Giocava a pallone, è arrivato a un certo punto, entra il padre in campo, disgraziato, perché questi avevano lavoravano con i polli, quindi questo per giocarsi questa partita di campionato, tra virgolette, Santino Luise. non è andato a lavorare, quindi tu vedi il padre che entra e si blocca la partita. Quindi voi immaginate lo spettacolo, una domenica diversa, con delle cose fatte al Un naturale. episodio, lo faccio Santino, a Bonanima, c'era un coso di sabbia e c'era l'arbitro Fobetti e io mi ci dava pugna sopra la testa quando c'erano gli spogliatori. E quindi chiaramente voi pensate come per noi è stato uno spettacolo, l'arbitro non sapeva più cosa doveva fare, perché chiaramente c'era il lato umano. Dice noi qua stiamo giocando, è una partita di campionato, ma quelli devono lavorare, devono vivere. Ecco per dire, quindi sto rivivendo un pochino quello che è il valore dell'essere umano, le cose vere, che adesso c'è molta ipocrisia e non esiste più. Quindi grazie a voi di avermi invitato, mi fa piacere. Questo tuo intervento mi lascia un po' perplesso. Tu hai voluto fare un distinguo tra il calcio e il pollo. Cioè, praticamente era questo il tuo obiettivo. E adesso come al solito è sempre Sempre urgente, però è stata una cosa vera. Beh, certo. È stata una cosa vera, perché abbiamo tutto e non abbiamo niente. Io ho fatto un pochino di atletica leggera e allora mi ricordo un'altra nostra i fratelli grande D'Andrea, istituzione, l'Indomina di Torre Grotta, con il signor Renda, D'Andrea, Nicola Antonazzo, eccetera, eccetera. Verissimo. Allora no, i mandarini. Allora ricordo un'altra cosa, che c'era Merulla, quindi si partiva e giustamente poi c'era Nicola col conomo, D'Andrea col conomo. Si faceva il giro e poi come faceva l'allenamento ci si fermava per mangiarti il mandarino, questo e quello. Cioè, era questo, anche lo sport, quello che tu facevi, eccetera, eccetera. Oggi per esempio ho visto a Pippo, hai visto come è combinato Pippo Dorione? Pippo Dorione era una grande ala destra, ma che forse io non masticando bene il calcio, dico, non è che lui di calcio era un H di scienza, ma come correva? Ora come lo vede? Non riesce più a camminare. Oggi Dico, sono fatti umani, dico, I fatti umani vanno oltre quello che è il calcio, quello che è la per dire, leggera. per questo dico, ecco l'importanza dei valori umani che c'erano una volta. Ora che abbiamo tutto, non abbiamo niente. Dino, questo che dici tu si chiama solo aggregazione sociale. E avevamo l'aggregazione sociale, questa parola non la si conosceva, in tutte le piccole comunità come San Pelliceto, come Torre Grotta. Ecco, queste cose non ci sono più. Si sono persi. Il rispetto della persona. Tu incontri oggi una persona, magari che abita 10 centimetri dalla tua porta, non hai né tu il coraggio neppure di dire né tu neppure lui, perché buongiorno. Una volta il massimo rispetto alla persona, perché il tuo papà imparava a te che la persona che tu incontravi era una persona come te. Buongiorno, buonasera, come sta? Ha bisogno. Quella era aggregazione e partecipazione a quella che era la comunità. Oggi non esiste più. Ringraziamo Nino. Facciamo chiudere il Nino.
e lo Ringrazio a salutiamo. voi che Lo dopo so. tanto tempo ho avuto l'onore. Lo salutiamo perché dopo tante insistenze e nostre performance poco gradevoli abbiamo sempre detto sì, ma non c'era stata la possibilità. Oggi finalmente lo salutiamo col sorriso sulla bocca, perché lo vediamo felice così come lo siamo noi. Ciao Nino. Specialmente quando vengono ex giocatori, Lasciate compagni, compagni. Noi non possiamo- Amici. Nino, Amici, Nino, amici, Amici. compagni È di la cosa- squadra. Nino, noi È non la cosa possiamo, più bella, poi alla fine non possiamo la- categorizzare, scusa, non possiamo classificarci giocatori. Giocatori di tempo, non è che- Noi abbiamo visto la palla, Nino. E la palla, la palla. E qualcun altro questa palla non l'ha ancora visto. Va bene, Vuoi aggiungere qualcosina, Nino? Come? Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, grazie della sua Grazie a te. presenza. Salutiamo Peppino, Peppino vieni. Peppino Battaglia. Peppino. Battaglia che E c'è. Pomodoro. Sta sempre dietro le quinte, ma Peppino c'è. Peppino c'è. Peppino c'è. Pure insistenza di Peppino che tu sei venuto. E chiudiamo l'intervista perché vogliono portare questa intervista a discorsi diversi di quelli che No, sono. no, è la realtà, è la realtà. Ringraziamo il ragioniere Ernesto Antonazzo, Pasquale Amico e Nino Monti. Nino Monti. Grazie. Grazie Nino Nino. Donia, Grazie, grazie Pino grazie Battaglia. a voi. E non finisce qui perché abbiamo anche altre sorprese per Nino Donia. Sono arrivate dei cimeli anche dalla lontana Brescia. Seguiteci. A dove pensi? Ho mandato Ciao. un pacco da Brescia. Bene. Dobbiamo solo consegnarlo da Lodrino, provincia di Brescia. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Grazie. Giuseppe, grazie.